I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno intensificato i controlli del territorio con mirati servizi volti a garantire nelle zone del capoluogo dove si svolge la movida, particolarmente frequentate dai giovani, anche il rispetto della normativa in materia di somministrazione di alcol. I controlli effettuati nel fine settimana negli esercizi pubblici dai militari delle stazioni dei carabinieri di Villa Seta e di Villaggio Mosè hanno consentito di sanzionare 2 attività commerciali che avevano somministrato bevande alcoliche a un sedicenne e a un 17enne. Chi vende alcol a minori, infatti, si espone a sanzioni severe che vanno dalle multe pecuniarie alla chiusura temporanea delle attività. I controlli dell'Arma dei Carabinieri mirano anche a sensibilizzare i gestori dei locali pubblici al rispetto delle leggi che regolano la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. L'obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro per i giovani e contrastare fenomeni come il consumo di alcol da parte dei minorenni con i suoi potenziali rischi per la salute e la sicurezza in generale.